Iersiero. In questo punto mi sono fermato perché c'è la deviazione dove a destra proseguiremo per arrivare al paese di Laghi, per poi tornare e andare verso Posina, anche se in realtà in questo momento in cielo sento tuonare un bel temporale che sta scendendo e quindi non so se riuscirò a effettuare tutto il giro o se dovrò interromperlo e riprendere in un'altra occasione, perché qua quando parte il temporale viene giù di brutto, e lì lo vedo proprio arrivare dal Monte Maggio, dal Pasubio, che non mi piace proprio per niente. Vabbè. Allora, la vedo triste la situazione oggi, perché là dal Pasubio sento tuonare un temporalone e quindi non so cosa fare in questo momento, se fermarmi e girare la moto e scappare via prima che cominci o rischiare di proseguire, perché lo vedo proprio nero. Questa vallata è bellissima da percorrere anche in bicicletta. Una volta, quando ero più allenato, riuscivo a venire fin qua, 40 km da casa mia, e poi giù rientro in circa 3 ore, 80 km, 3 ore poco più, con una pausa caffè. Sempre dei posti meravigliosi qui, sono dei bei sentieri da percorrere per chi ama camminare in montagna, ma anche una location stupenda per chi desidera venire a rilassarsi e stare tranquilli anche con i camper. Quando è stagione la gente viene su qua, si ferma, dorme qui la notte. Non mi sembra che sia un'area attrezzata, ma c'è un buon parcheggio, quindi sì, c'è spazio per poter sostare anche durante il weekend. La quota è 565 metri sopra il livello del mare, quindi, ma la temperatura qui è sempre ottima. Scarico auto e parca carrelli. Voglio vedere che hanno organizzato il parcheggio anche alla sosta, all'area sosta, può essere, vediamo. Ma in realtà è diviso in campeggio su tutto il territorio, allora vabbè, qualcuno riesce a rimanere comunque. Dai che ci fermiamo qua e vediamo i laghetti qua, che sono stupendi. Oggi non c'è il sole come l'ultima volta che sono venuto qua, c'era una luce stupenda, ma dai, vediamo di accontentarci brevemente, perché non so se lo sentite tuonare, ma chissà, è meglio se me la do a gambe, perché qua uno sguardo veloce, poi andiamo su a riprendere l'altro lago e poi non so cosa ha intenzione di fare, ma promette poco di buono. Guardate questo laghetto, che spettacolo, ci sono anche i pescatori, guardate che meraviglia, guardate che roba, che acqua stupenda, che meraviglia, fantastico. Quello che è, si sa, in primavera i temporali
soprattutto in questo periodo, e mi sa che per oggi basta così. Dovrò sicuramente battere in ritirata. Guarda lì che nero che è, mamma mia. No, anche perché in moto se inizia a grandinare poi vabbè, mi fermo qui e riprenderò il prossimo giro. Niente, ce la diamo a gambe perché il temporale sta minacciando di brutto e quindi meglio non rischiare. Cambio di programma e diciamo questa giornata un po' balorda, primaverile, il periodo è quello che è, fine maggio, primi di giugno, si sa, temporali sono all'ordine del giorno, a meno che non arrivi un periodo stabile come dovrebbe arrivare la settimana prossima, e quindi niente, rimandiamo la settimana prossima. Bellissima questa vallata, mi piace tantissimo, un verde lussureggiante. In questo momento di fronte a me vedo il Monte Cimone spostato a sinistra, vediamo, adesso si vede, eccolo lì, con il monumento, l'ossario eretto dopo la guerra in ricordo dei caduti. Gli austriaci hanno fatto esplodere una mina, non so quanti quintali di tritolo, e hanno abbassato la vetta di quel monte di 20 metri, quindi penso che alla fine quel monumento lì serva a ricordare l'accaduto, ma anche a riportare all'altezza, tra virgolette, il monte come era una volta. Intanto iniziano le gocce. Vabbè, faccio una breve sosta per mettere via la videocamera e scappo via subito. Buon pomeriggio a tutti. Come detto ieri, promesso, sarei ritornato per terminare questo giro dopo l'interruzione di ieri, visto il temporalone che è arrivato sopra la mia testa, che mi ha accompagnato fino a casa, e giusto il tempo di arrivare a casa è iniziato a piovere anche al mio paese. Questo per dire quanto gli eventi atmosferici siano repentini in questa stagione e anche rappresentino un certo pericolo, visti gli eventi atmosferici accaduti anche qui in provincia. Comunque, al di là di questo, oggi siamo finalmente qui in questa vallata stupenda, il traffico non ce n'è, lo potete vedere anche voi, il cielo è limpido, sì, qualche nuvola, ma fa parte del sistema climatico. E niente, adesso passiamo oltre ai laghetti, andiamo in paese, così vediamo, fare qualche clip anche lì per mostrarvi com'è il paesino. Poi andremo verso l'esterno, verso il Pasubio, diciamo, verso il Monte Maggio, per vedere questo paesino che si snoda lungo questa valle. E anzi, prima di tutto mi farei un caffettino. Adesso vediamo, siamo arrivati ai laghetti e adesso saliamo fino in centro e vediamo se il baretto dove andavo sempre a farmi un caffettino quando arrivavo su in bici è aperto, e ne approfittiamo per una breve pausa. Niente, qui è tutto chiuso, vabbè, e niente, è chiuso. Allora facciamo una cosa di questo genere, andiamo avanti e vediamo il paesino in tutta la sua estensione.
anche se devo dire ci sono molte contrade su in alto con salite che si inerpicano. Alla mia destra ci sono salito una volta in moto per andare a trovare un mio conoscente che ha una casa in una piccola borgata e veramente c'hanno delle pendenze assurde che se ti fermi torni indietro a carivoltole. Fantastico, che giornata meravigliosa. Ah, guardate lì un falco, ma bellissimo, guardate che posto. Ma l'unico rumore che si può sentire a parte gli uccelli, il vento e l'uccello che attraversa questo paesino, che è una meraviglia. Oh, guarda, qui c'è una casa in vendita, madonna. Andiamo qua che non vado a imbucarmi, che poi non riesco più a girarmi con la moto. Che spettacolo! Non so se ci verrei a vivere. Certo che è una casetta qui per trascorrere dei giorni in pace. Eccolo lì l'uccello, guardate che roba, che spettacolo anche quello. Ecco, qui la strada è chiusa, so che più avanti c'è un allevamento di trote, cascate, vallaghetto, vedi di pesca, lì c'è un parcheggio, la strada è chiusa, lì c'è un cimitero. Vediamo un po', che spettacolo qua, Dio santo. Valle del Laghetto, Val Busena, Campoluzzo, Montemaggio. Mi fermo un attimo qua. Guardate che meraviglia. Sentite qui, l'unico rumore che si sente è quello dell'acqua. E che roba. Quello se non sbaglio è il Montemaggio. Guardate che spettacolo, che meraviglia. Casa Alpina Laghi, ma che roba. Una meraviglia questo posto, l'aria è tiepida, si sta veramente bene, e il sole scalda comunque. Stupendo. Sembra una valle incantata, sembra.
Bene, qui sul localino qua, bella santa, vedete, anche molto fuori, e c'è vedere ancora uno spot, e niente, qua mi hanno appena detto che fino alla fine di giugno, weekend, è tutto impegnato, e durante la settimana meglio chiamare. Prossimamente vediamo di organizzarci e venire qua per una cena o un pranzo in questo localino niente male, dove i profumi fanno capire che il cibo è genuino e buono. Se volete venire a mangiare qui, faccio vedere, c'è anche un parcheggio qua che sale quella strada lì, che è il parcheggio del cimitero sicuramente, ma che secondo me, se lì non trovate spazio, potete venire e parcheggiare benissimo. Da qui adesso vi faccio vedere, avete una visuale sul piccolo parco attrezzato, e lì dietro si intravede il lago più grande, e adesso vediamo anche il laghetto più piccolo che lo vedete lì. Da questa parte il centro con la chiesa, e adesso stavo per dirvi, proseguirò per questa strada qua che tutte le volte, tutti gli anni sono venuto su in bicicletta, in moto, non ho mai percorso perché era sempre chiusa per frane, l'asfalto rotto e via dicendo, no? Ma si vede che l'hanno ripristinata, mi hanno detto che si può percorrere, tant'è vero che ieri stavano facendo le prove cronometrate con le auto, e quindi oggi in anteprima per la prima volta la percorreremo insieme e vediamo com'è. Va a Posina chiaramente, ma è una strada alternativa a quella che abbiamo fatto qualche tempo fa in un altro video, dove appunto ero venuto qui ai laghetti e poi mi sono spostato per andare a Posina, e quindi niente, adesso la scopriamo insieme perché non l'ho mai fatta. Andiamo alla scoperta di questa strada, vediamo com'è. Tanto si sta alzando bene sopra il livello dei laghi, vediamo un po' come sarà. Novità della novità, è indicato anche la strada per il laghetto di Posina, perché anche lì c'è un bel laghetto, guardate qua, bella in mezzo al bosco, anche ampia tutto sommato, sentieri segnalati, l'asfalto non è il massimo, ma è percorribile. Mentre la strada principale, diciamo, devi scendere, si abbassa un bel po' e poi il falso piano procede verso Posina. Dunque, una cosa che capisco di questa strada è che si è alzata notevolmente sopra la vallata, è ancora umida anche perché è proprio in mezzo al bosco, e niente, da fare in bicicletta è interessante, ma bisogna tenere appunto conto del fatto che si alza un bel po', quindi la pendenza non è neanche di quelle più gentili, insomma. In moto è diverso, però ecco, si sta aprendo un po', guardate qua che figata. Contrada Cruzzi, altitudine 724 metri, c'è una casa, mamma mia, bella comunque, una gran bella strada da fare, con questi scorci qua che si apre,
Andiamo qua, Posina a sinistra, mentre dove andrà a finire, tenendo a destra, chiesetta di San Valentino Cavallaro. Diamo un'occhiata, poi casomai torniamo indietro. Strada aperta, lì ci sono sentieri indicati. Vediamo dove arriviamo. Paragioli, Bianchele. Oh, Bianchele. Ah, che casette, mamma mia. Ma che figata. Vabbè. Vediamo quanto prosegue ancora. Attenzione, carni irruenti. Ah, eccola lì la chiesetta. Vediamo da dove ci si arriva. Da qua? Vabbè. No, allora io mi fermo qua. Non so dove va a finire questa strada. Mi giro piano. Qui è passato anche un grange di pecore. Devo frenare piano, altrimenti si inserisce il freno automatico. Vediamo se riesco, perché qua c'è una pendenza che rende tutto più difficile. Quindi piano, cacche di pecora. Ok, dai, ritorniamo. Allora, alcune considerazioni su questa strada che è anche godibile. Non so se riuscite a vederlo dalle immagini, ma in questo momento alla mia sinistra c'è il bosco. Non lungo tutta la strada ci sono i parapetti. Questo per dire che scendendo anche in bicicletta, in moto o anche in auto, conviene andare piano, molto piano. Perché sì, c'è il bosco, ma se vedete è strapiombante. Quindi arrivare qua a velocità troppo alta per le condizioni della strada, che può essere viscida, ci sono foglie e quant'altro, e dover frenare bruscamente, magari si rischia anche di andare via dritti. E purtroppo il bosco, essendo strapiombante, non è che ti ferma. Secondo me si va giù, punto. Quindi prudenza sempre. Un'altra cosa che mi sento di dire, che questa stradina qua, questa strada secondaria antica, è molto tortuosa. Non so se notate, curve contro curve, perché segue l'andamento della montagna, e quindi questa è la conformazione del territorio, perciò non è neanche tanto veloce, neanche tanto agevole da percorrere. Sicuramente affrontare quella giù in valle, che è dritta praticamente, è sicuramente migliore. Qui c'è uno stop, vediamo di capire. Ok, allora, lì c'è una strada che porta su altre contrade. È comunque bella, non c'è che dire. Veramente qui si è anche un po' allargata la strada, mentre prima era veramente tortuosa e insidiosa, che vorrei dire, perché vediamo, qua c'è uno specchio, vediamo se arriva qualcuno. Vedete come stringe, qua veramente bisogna stare attenti, anche è una bella pendenza qua, quindi con calma. Diciamo che a farla da soli meglio essere tanto prudenti, perché qua veramente non ti trovano più se cadi. Ma che roba, no, finalmente si sta aprendo, ma siamo arrivati ormai. Ora si aprono i pascoli, ormai stiamo per arrivare giù a Posina. Da questa parte è una pendenza notevole, è più dolce è più dolce arrivando dai laghi. Che spettacolo. Quel monte lì, sembra la Gusela.
Eccoci che siamo arrivati. The fortune lady told my mama before I saw the sun. Said your boy's gonna love too hard. Ok, eccoci qua. Siamo arrivati a Posina. Gonna make sweet women laugh and cry. Il lago di Posina, credo che ci si arrivi da qua, vediamo, proviamo, ma non sono certo, perché ci sono stato una volta soltanto e quindi non saprei dire, But you know why I'm torn. credo di sì. Everybody knows. Andiamo giù, ok. Parcheggio, c'è parcheggio, c'è anche una colonnina alle auto elettriche, veicoli elettrici in carica, noi parcheggiamo qui a sto punto. Bellissimo anche questo laghetto, una location stupenda. Allora, qui abbiamo i vari percorsi, tanti dei percorsi sono 9 km per ore, c'è asfalto, giro delle contrade. Bello, interessante. Abbiamo anche un pescatore. But you know I'm torn. Everybody knows I'm torn. Yeah, you know I'm a midnight man. Everybody knows I'm torn. Che figata. Che pace. Il signore che sta pescando là ha appena preso un pesce, penso una trota. A galleggiante. Come si dice? Spending the night in Dixon. 60-odd miles from It's too late to learn to listen. Allora, qui a Posina, in quest'area dove c'è il laghetto, c'è un parcheggio, un'area sosta che vedete qui alle mie spalle, un'area sosta per i camper, e mi sembra di aver letto, anzi, 15 euro al giorno. Qui c'è una fontanella con acqua, vedete, c'è la colonnina per la ricarica per le auto elettriche, e da qui partono diversi sentieri come il giro delle contrade o comunque altri sentieri, come vedete qui, che si possono percorrere facilmente e in sicurezza. Quindi tutti i presupposti per passare un buon periodo
o un weekend o anche solo venire in giornata. Guardate che location, c'è un chiosco, un bar attrezzato e si sta veramente bene. Oggi mi sento davvero appagato del mio giro, tanto che ho deciso di fermarmi qui, faccio una birretta tranquillo, vengo a rilassarmi ancora un po' e poi me ne torno a casa perché ho delle faccende da sbrigare, tra queste lo sfalcio dell'erba nel prato, e stamattina era troppo bagnato per entrare con il trattorino e quindi lo facciamo oggi pomeriggio, ormai è già alta e quindi va fatto. Ma prima ci fermiamo qui e ci rilassiamo, come detto, un altro po' e ci diamo appuntamento alla prossima. Alla salute, birrettina, una Kozel, ho fatto 2 chiacchiere con il gestore che è un appassionato di KTM e quindi ho trovato anche il modo di scambiare 2 chiacchiere. Un posto tranquillo dove si sta veramente bene.